Siamo con l'avvocato Ninni Cremona per aggiornarci di una iniziativa che, ricordiamo, si era svolta il 7 ottobre nel 2015, fatta in un noto albergo cittadino. Ecco, allora l'avvocato sottoscrisse insieme a tanti cittadini, tanti colleghi della Camera Civile di Agrigento una cartolina al Presidente della Repubblica, onorevole Sergio Mattarella. Il tema era: difendiamo il diritto di essere difesi. Ecco, ma vediamo da allora come si è sviluppata questa iniziativa, ne parliamo proprio con l'avvocato Cremona. Devo dire che finalmente abbiamo trovato un alleato. Sembra che il ministro di Giustizia Orlando abbia avuto notizia della nostra iniziativa, però questo non è vero. Però questo significa che nella realtà il nostro slogan, che sottolineo nella cartolina che vorrei mostrare, che ci fu fatta, donata dal pittore agrigentino Andrea Carlisi, c'era: difendiamo il diritto di essere difesi. Oggi il ministro Orlando fa una legge di iniziativa del Ministero della Giustizia proprio sul presupposto che si sta portando al collasso l'avvocatura e quindi va difeso il diritto del cittadino di essere difesa. Questa è un'iniziativa che è sicuramente valida, però non è idonea a fermare il fenomeno. I poteri forti, con la cosiddetta legge annuale sul mercato e la concorrenza, hanno deciso di eliminare tutta la classe professionale. Infatti il 2 agosto quella legge sulla quale noi discutevamo e che fece la navetta tra la Camera dei Deputati e il Senato, sono passati, diceva il giornalista che mi intervista, il dottor Candela, sono passati quasi 2 anni, e questo significa come questa legge non ha trovato il consenso del cittadino. In una giornata d'estate caldosa, quando l'attenzione del cittadino non è rivolta a quello che fa il cosiddetto potere politico, approvano il 2 agosto la legge annuale sul mercato e la concorrenza, che è l'atto di morte dei dentisti, dei farmacisti, dei notai e dell'avvocatura, perché trasferisce al capitale l'esercizio delle professioni. Sono successe cose veramente patologiche. Su questa cosiddetta liberalizzazione, che invece la conquista da parte delle banche, delle assicurazioni, delle multinazionali, di attività quali le professioni, che non hanno mai risposto alla legge morale del mercato, si sono impadroniti di questo, e bisogna che il cittadino difenda il suo diritto. Vi è un obiettivo scellerato, perché la democrazia si fonda sulla pluralità delle classi sociali e non possiamo schiacciare la società italiana, e l'Italia è veramente in una crisi profonda. Non possiamo schiacciare l'Italia con questa offerta al potere pubblico, peraltro meglio al potere economico, peraltro internazionale. È stata approvata questa legge,